primo incontro nei giorni scorsi fra la vicepresidente della provincia autonoma di Trento, nonché assessore all'istruzione Francesca Gerosa, con il neonominato sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza e la dirigente generale del Dipartimento Istruzione Francesca Mussino. C'è tanto lavoro da fare, ho ritenuto necessario organizzare subito un primo incontro, nonostante l'incarico inizi dal 1 settembre, per non perdere tempo prezioso, ha dichiarato la Gerosa. Un incontro importante organizzato prima dell'avvio ufficiale dell'incarico a pochi giorni dall'atto di giunta che ne ha deliberato la nomina, con la precisa volontà di mettere sin da subito le basi per l'avvio dell'anno scolastico. È stato nominato qualche giorno fa il nuovo sovrintendente scolastico, il professor Rizza, e ieri mattina ho voluto incontrarlo senza perdere tempo, ricordando che il suo incarico inizierà con il 1 settembre insieme alla dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura, la dottoressa Mussino. Era importante questo primo confronto intanto per far conoscere in modo più approfondito al sovrintendente quelle che sono le strategie di legislatura di questa giunta, partendo dai temi centrali delle strategie, cioè il benessere degli studenti, il benessere anche degli insegnanti e l'importantissimo tema da affrontare a 360 gradi della cittadinanza digitale. Abbiamo parlato poi di tante altre cose, ovviamente le priorità sono moltissime, dal sistema di valutazione sia dei dirigenti ma anche allargato ai ragazzi. Questo sarà un lavoro importante che comporterà un impegno lungo tutto l'anno scolastico e insomma tutti quei temi che saranno da affrontare per far sì che la nostra scuola, che è già di qualità, eccella sempre di più. Tra questi anche la formazione professionale. Tra le priorità di legislatura la riforma della formazione professionale, per la quale verrà avviato il quarto dei 4 tavoli di confronto istituiti in Dipartimento con delibera di giunta, per cui siamo al lavoro.